Ha sentito del terremoto in Albania dal telegiornale, ha pensato ad altri bambini come lei, spaventati e infreddoliti. Dalla paura, si è detta, non avranno neanche fatto colazione. E allora ha preso carta e penna e ha scritto una letterina alla Protezione Civile di Belluno perché faccia arrivare ai suoi coetanei un disegno e 5 euro, quelli per fare colazione domani. A firmare la dolcissima missiva, finita sulla scrivania del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, la piccola Emily, bimba di Agordo, territorio reduce da un'altra grande paura, la tempesta Vaia. Mia mamma, che stava bevendo il caffè, mi ha spiegato che in Albania c'è stato un fortissimo terremoto, scrive Emily. Io ho pensato a tutti quei bambini che dormivano nei loro lettini caldi vicini a mamma e papà o con i fratellini. Si saranno spaventati tantissimo. Io non so l'albanese, ma vorrei dire a quei bambini che voglio essere la loro amica del cuore. Non so come fare, ma vorrei che voi della Protezione Civile mi aiutaste a consegnare ai bambini dell'Albania il mio disegno, così possono vedere che io ho pensato a loro e che mi dispiace tanto per quello che è successo. Spero che possano essere di nuovo tranquilli e felici con le loro famiglie. Ciao bambini albanesi, vi mando anche 5 euro, così potete fare colazione domani mattina. Profondamente toccato da quella letterina, lo stesso Padrin, la solidarietà dei bellunesi è sempre enorme e commovente, dice. Emily merita un grazie e i volontari si stanno ora adoperando per incontrarla.